26 secondi che hanno scioccato l'Italia, quelli che mostrano in azione Alejandro Augusto Stefan Meran dentro e fuori dalla questura di Trieste negli attimi immediatamente successivi all'uccisione dei due poliziotti. Immagini che dimostrano almeno tre cose nelle tre distinte sezioni del video e soprattutto nella prima parte tendono ad avvalorare la pista che l'assassino fosse ancora in cerca del suo obiettivo, presumibilmente il fratello Carlise. Ecco il primo frammento: Alejandro Meran entra in una piccola stanza vuota, fermiamo l'immagine e usciamo di metafora, è una camera di sicurezza utilizzata per i sospettati, ecco perché all'interno non c'è alcuna forma di mobilio. Andiamo avanti piano per seguire i movimenti del 29enne Rasta con la pistola in pugno che guarda dietro la porta in cerca evidentemente di qualcuno. Ecco l'immagine che spiega come l'obiettivo del killer non fosse ancora stato raggiunto e che spiegherebbe anche perché il fratello Carlise si fosse rifugiato e barricato in una stanza nei sotterranei. Quindi il passaggio nel famedio della questura. Andiamo a rallenti. Alejandro Meran ha due pistole in pugno e spara in rapida successione almeno 6 colpi di pistola, 3 per arma. I primi 2 in direzione del piantone, poi almeno altri 4 verso il bancone al quale ci si rivolge per rinnovare passaporti e permessi di soggiorno. Quindi esce all'esterno. Una volta fuori si dirige verso una volante tentando di rubarla per scappare sotto gli occhi di un passante che evidentemente non si rende conto di quello che sta succedendo. Dunque la corsa verso la Panda grigia che innesta la retromarcia e il tentativo di rifugiarsi dietro le auto parcheggiate a pettine. Il video finisce qui, ma per chiudere la sequenza aggiungiamo quello registrato da un passante subito dopo la sparatoria esterna in cui Alejandro Meran viene colpito all'inguine dai poliziotti. ¡La ambulancia! ¡Está muriendo!